Campi magnetici molti non conoscono i danni collaterali, a rivelarlo è uno studio dell'Università di Cagliari. Graziano Pintus. Il tema interessa e allo stesso tempo preoccupa i sardi perché radiazioni ionizzanti e campi magnetici emessi da alcuni macchinari usati negli ospedali per effettuare mammografie, TAC e risonanze sono spesso confusi con altri tipi di emissioni radioattive e anche perché le poche informazioni di cui le persone dispongono arrivano prevalentemente da televisione e radio e solo raramente dai medici. Ad affermarlo è una ricerca condotta per conto del CNR da parte di un gruppo di studenti dell'Università di Cagliari iscritti al terzo anno di medicina. Meno della metà dei 400 pazienti intervistati ha una conoscenza sufficiente rispetto alle tecnologie di diagnosi impiegate dai diversi macchinari e riguardo agli eventuali pericoli da sovraesposizione. Risonanze magnetiche e ecografie non emettono radiazioni ionizzanti, invece TAC e mammografie sono esami radiologici, precisano gli autori dello studio, condotto su scala nazionale e i cui risultati serviranno a elaborare un piano di comunicazione a livello europeo per promuovere conoscenze scientifiche e consapevolezza tra la popolazione, compreso il diritto di venire ben informati quando ci si sottopone a questi tipi di esami, secondo quanto prevede la direttiva europea 59 del 2013, recepita in Italia attraverso il decreto 101 del 2020.